Salve a tutti, parliamo ora di progressione aritmetica, che è un caso particolare di successione. È una successione in cui ogni termine si ottiene dal precedente sommando una quantità fissata d, che è detta ragione della progressione aritmetica. Si può esprimere così o dicendo che la differenza tra un termine e il termine precedente è sempre uguale a una costante d. Adesso ragioniamo su n e a n, quindi abbiamo n1, 2, 3, 4, sì, cominciamo, per convenzione cominciamo a contare n da 1 e non da 0. Quindi per n uguale a 1 abbiamo a1, per n uguale a 2 sì, avremo a2, però a2 a cosa è uguale? A 1 più d, e a 3 sarà a1 più d, quindi a1 più 2d. A 4 sarà a 1 più 3d, e quindi quando arriviamo al termine n sarà a 1 più cosa? Vediamo che qui con l'indice 2 abbiamo 1, sommiamo 1d, con 3, n uguale a 3 sommiamo 2d, con n uguale a 4 sommiamo 3d. Allora quando l'indice è uguale a n sommeremo n-1 per d, e quindi il termine a n è uguale a 1 più, cioè il termine generale a n è uguale a 1 più n-1 per d. Facciamo un esempio di successione di progressione aritmetica. Abbiamo a1 che è uguale a meno 2, d uguale a 3, allora ogni termine si trova sommando 3, quindi meno 2, 1, 4, 7, 10. Se cerchiamo ad esempio il termine a7 usiamo la formula, è a1 che è meno 2 più n-1, quindi 7 meno 1 per d che è 3. Meno 2 più 6 per 3 è uguale a 16, e quello è il termine a 7. Adesso vediamo una proprietà. Se noi prendiamo un termine della progressione aritmetica e prendiamo due altri termini che sono equidistanti, diciamo, c'è k termini più indietro, k termini più avanti, quindi a n meno k, a n più k, cosa vedremo? Che a n è la media aritmetica di questi termini equidistanti, e da qui anche il nome di progressione aritmetica. Allora, a n si ottiene da n meno k sommando k volte d, perché ci sono k posti qua in mezzo e ogni volta sommiamo d, quindi a n meno k più kd. Al contrario, a n si ottiene da n meno k sottraendo k volte d. Se noi adesso sommiamo queste due equazioni abbiamo a n più a n 2 a n, e se sommiamo questa abbiamo più kd meno kd che si eliminano, e abbiamo a n meno k più a n più k. Adesso dividiamo con 2 e troviamo a n meno k più a n più k fratto 2, proprio quello che cercavamo. Adesso consideriamo la somma dei primi n termini di una progressione aritmetica. Allora il termine a n è uguale a 1 più n-1d, ricordiamocelo. Allora definiamo questo Sn, la somma dei primi n termini, che è a1 più a2 più a3 più fino ad an, e si usa questa scrittura compatta per le somme. Questo si legge somme per i che va da 1 a n di ai. AI è il termine generale, e questo indice i varia da 1 a n. Va bene, proviamo a scrivere. Ah sì, adesso per avere un'idea intuitiva ricordiamo un aneddoto del matematico Gauss, che quando era bambino il maestro le aveva dato ai studenti come compito da sommare tutti i primi numeri naturali fino a 100 per tenerli occupati, però Gauss l'ha stupito dandogli la soluzione in pochissimo tempo, perché come ha ragionato? 1 più 100 è 101, 2 più 99 è 101, 3 più 98 è 101, e qua si arriva, quanti ne abbiamo di questi? Ne abbiamo 50, si arriva fino a 50, e quindi è 50 volte 101, che è 5050.
Adesso qui facciamo un ragionamento simile, più in generale, perché questa è comunque una progressione aritmetica, ad ogni volta si somma 1. Allora, abbiamo Sn A1 più A1 più D più A1 più 2D e così avanti, più fino all'ultimo che abbiamo A1 più N-1D. Adesso possiamo pensare di scriverla, non facciamo più esattamente uguale come qua, ma una cosa simile. Qui adesso la scriviamo al contrario, dall'ultimo termine indietro. Sn a n più a n meno d, è il penultimo termine. Poi a n meno 2d, così avanti fino a n meno n-1d, è lo speculare di questo. E adesso sommiamo queste due equazioni, Sn più Sn, 2Sn. E adesso qui vediamo che questo, tanto queste parentesi non hanno importanza, questo più d meno d fa 0, più 2d meno 2d fa 0 e così avanti. Allora abbiamo a1 più a1 più a1 più a1 quante volte? N volte a1 e qui an più an più an più an quante volte? N volte più n a n. Questo si può scrivere raccogliendo n che moltiplica in parentesi a1 più a n. Adesso dividiamo tutto con 2 e troviamo Sn che è n mezzi per a1 più a n. E questa formula ci va già bene, ma volendo possiamo anche esprimere a n usando questa, e quindi al posto di a n mettiamo a1 più n meno 1d, qua 1 più a1 è 2 a 1, abbiamo anche questa formula. Comunque questo ci dà un'idea di questo. Qui questo 50 era n mezzi, e a 1 più a n 1 più 100 che 101, ritroviamo quello. Adesso facciamo un altro esempio, ho fatto proprio questo esempio qua usando questa notazione: a1 è uguale a 1, il primo, la d è 1, ogni volta sommiamo 1, abbiamo l'ultimo termine che è a 100 che vale 100, quindi S 100 è 100 mezzi per a1 che vale 1 più a n che vale 100, 1 più 100, e viene proprio questo, 50% 1, e troviamo questo. Proviamo a scrivere invece, sempre con questo, in generale la somma dei primi n numeri naturali. Abbiamo il primo che è 1 e poi questo d è 1, ogni volta andiamo a sommare 1 e visto che abbiamo i primi n numeri naturali, l'ultimo a n sarà uguale a n, perché andiamo a sommare semplicemente 1, e quindi Sn troviamo n mezzi per 1 più n, quindi lo possiamo scrivere così: n per n più 1 mezzi. Questa è la somma dei primi n numeri naturali. Poi possiamo anche pensare allo stesso modo di trovare la somma dei primi n numeri dispari. Abbiamo a1 e 1, il primo numero dispare, poi come d mettiamo 2, quindi il successivo sarà 1 più 2, 3, quello ancora dopo 5 e così avanti. E usiamo questa formula qua, quindi n mezzi per 2 a 1 sarebbe 2, più n meno 1 per d che è uguale a 2. Adesso qui e qui raccogliamo 2, lo porto fuori a parentesi, qua 1 più n meno 1, questo 2 si semplifica, 1 e meno 1 si semplificano e troviamo n per n al quadrato. Quindi la somma dei primi n numeri dispari è uguale a n al quadrato. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.